Martedì 28 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Fra poco andremo da Emanuela per leggere insieme i quotidiani regionali, ma intanto cominciamo con le notizie che approfondiremo comunque anche leggendo i giornali in edicola questa mattina, i giornali della nostra regione. Andiamo all'omicidio scoperto a Castiglione di Sicilia, sarebbero vicino a una svolta le indagini, l'uomo trovato senza vita in una campagna, sono state interrogate delle persone, ma sentiamo questo servizio. È il Lenzuolo l'indizio che il delitto è stato compiuto altrove. Giuseppe Flori è stato ucciso brutalmente. Gli assassini si sono accaniti con diversi colpi di martello alla testa e coltellate all'addome e al torace. Dopo il delitto, gli autori del gesto avrebbero caricato il corpo per trasferirlo nella zona di Castiglione di Sicilia, nelle campagne di Mitoggio, dove è stato poi abbandonato e avvolto appunto in lenzuola e sacchi di plastica. Non solo, per depistare ulteriormente le indagini, l'automobile della vittima, una Fiat Panda, è stata data alle fiamme poco lontano. Le indagini potrebbero essere vicino ad una svolta. 2 persone sono state prelevate da via Paladini a Trappitello, zona di residenza anche della vittima, e interrogate nella caserma di Giardini Naxos. Sul movente gli inquirenti sembrano orientarsi verso una pista circoscritta alla sfera personale. Le prime indiscrezioni parlano infatti di dissidi privati, si escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Giuseppe Flori, incensurato, era una persona ben conosciuta nel territorio di Taormina, dove si concentrano le indagini degli investigatori. Se venisse confermato che l'omicidio è avvenuto tra Giardini Naxos e Taormina, la gestione del fascicolo passerebbe interamente alla Procura di Messina. Emanuela, proprio da qui ripartiamo, anzi cominciamo a leggere i giornali questa mattina. Sì, anche perché ci sono delle novità. Intanto le persone interrogate non sono 2 ma 3, ci sarebbero anche 2 donne tra queste. Lo vediamo sulla Sicilia: Trappitello, pensionato ucciso a martellate, la svolta, un uomo e 2 donne sotto torchio, il macabro ritrovamento a Castiglione del cadavere appunto avvolto da sacchi e lenzuola. Ieri i carabinieri della compagnia di Taormina assieme ai colleghi di Randazzo hanno prelevato 3 persone, un uomo e 2 donne residenti a Trappitello nelle case popolari di via Paladini, che sono stati sottoposti ad interrogatorio. I 3 sono al momento indiziati per l'omicidio di Florio. Ora l'inchiesta permetterà di chiarire il movente dell'omicidio, appunto perché hanno ucciso tra l'altro in maniera così cruenta quest'uomo, che poi è stato avvolto, quindi un'immagine veramente macabra, in questi sacchi di plastica e in un lenzuolo. L'uomo è stato colpito alla testa probabilmente da un martello e da alcune coltellate all'addome. Quasi sicuramente è stato ucciso in un luogo diverso da dove è stato rinvenuto il cadavere, che poi è stato spostato. Andiamo a vedere anche su Repubblica Palermo di oggi: ucciso e avvolto in sacchi di plastica. È giallo il cadavere di Giuseppe Florio, originario di Taormina, è stato scoperto domenica a Castiglione di Sicilia, nel catanese. 3 persone interrogate. A fare la scoperta ieri attorno alle 7:30 è stato un uomo che si era recato in zona per lavorare nei propri terreni agricoli. In un primo momento non avrebbe compreso cosa si trovasse davanti, ma avvicinandosi ha riconosciuto una sagoma compatibile con un corpo umano e quindi ha lanciato immediatamente l'allarme. Qui vediamo appunto una immagine dei carabinieri del SIS che sono intervenuti per i rilievi. Adesso andiamo in provincia di Agrigento, a Favara, per i funerali del giovane Gabriele Vaccaro, che è stato ucciso a Pavia con una coltellata da un 16enne egiziano che è stato anche arrestato. Un lungo applauso, il silenzio carico di dolore, poi i palloncini che si alzano nel cielo. Così l'ultimo saluto a Gabriele Vaccaro, 25enne, ucciso a Pavia da una coltellata tra collo e gola, inferta da un 16enne egiziano per futili motivi, ora arrestato. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali nella chiesa madre, stretti attorno ad una famiglia devastata. Gli amici più cari indossavano una t-shirt con il suo volto e quel numero 2, simbolo della sua passione per il calcio. A officiare la funzione l'arcivescovo Alessandro Damiano, che ha parlato di una lacerazione profonda e di una morte assurda, chiedendo responsabilità e un impegno concreto contro violenza e smarrimento tra i giovani. Un grande dolore
che ahimè si iscrive in un susseguirsi di gesti violenti, incomprensibili e inaspettati, che ci rivela, ecco, una vita sociale ripiegata su se stessa. Presenti anche il sindaco di Pavia ed il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo. Una piccola cosa che si poteva fare, da venire qua e testimoniare, insomma, che Pavia è vicina, che Pavia è solidale, che Pavia ha perso un figlio perché era una persona che è venuta a Pavia per lavorare, quindi per fare qualcosa di nobile, e ha perso la vita, questo non è accettabile. Ci batteremo in tutte le sedi, in tutti i posti dove potremmo ottenere giustizia per Gabriele, ma nessuna violenza, nessuna vendetta. Siamo qua a raccoglierci nel nostro dolore. Un dolore che attraversa due città e interroga tutti, un addio che diventa monito, restare umani. Questa è una riflessione, certamente. Il problema è che il senso della vita forse si è smarrito. Soprattutto tra i giovani, purtroppo, Angelo. Raccontiamo di un'altra giovane vita spezzata poi per una banale lite, probabilmente con un ragazzino a solo 16 anni, appunto l'assassino di Gabriele, il giovane di Favara. Ieri l'ultimo saluto, vediamo folla ai funerali del giovane ucciso. Siamo sulla Sicilia, Favara e Pavia legate dal dolore per Gabriele. Abbiamo visto anche il sindaco di Pavia che si è unito appunto al dramma, al dolore di questa comunità per la scomparsa di questo ragazzo. Un dramma assurdo, e qui vediamo appunto la foto di Gabriele e la foto del feretro mentre esce dalla chiesa. C'è in tutti noi un insostenibile senso di smarrimento di fronte al dramma di una morte assurda, un fratello che provoca un altro fratello fino ad ucciderlo senza neppure rendersi conto dell'irrazionalità delle sue pretese e della gravità dei suoi atti in questi momenti. È l'umanità stessa a morire e a dover dichiarare un'altra inutile sconfitta. Sono appunto le parole dell'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, che ieri ha celebrato il funerale di questo ragazzo. Adesso torniamo nel palermitano, andiamo a Sferracavallo, perché dopo gli ultimi episodi di intimidazione i residenti e non solo, anche i commercianti dicono abbiamo paura, occorrono più controlli, ma vediamo adesso il servizio. Prima i colpi di Kalashnikov alla vetrata del ristorante Il Brigantino, ieri invece la vetrina spaccata ad una barberia con la testa di un manichino appesa davanti l'ingresso. Continuano gli atti intimidatori mafiosi nella borgata marinara di Sferracavallo, un raid dopo l'altro, la mafia che vuole marcare il territorio, che continua a mandare messaggi inequivocabili. C'è paura crescente per l'escalation di intimidazioni, i residenti chiedono maggiori controlli. Abbiamo fatto più di una richiesta per avere più sorveglianza nella borgata, ma siamo abbandonati completamente. La cittadinanza di Sferracavallo è completamente abbandonata e spaventata dagli ultimi eventi. Un presidio sarebbe opportuno, ma non ce l'aspettavamo perché Sferracavallo è una zona tranquilla, quindi è una novità. C'è un po' di apprensione. Però non siamo nuovi a questi fattori un po' così. Speriamo che tutto vada per il verso giusto. Ieri il sindaco di Palermo Roberto Lagalle e l'assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti hanno incontrato residenti e commercianti di Sferracavallo. Il comune ha inoltre deciso di attivare un'ulteriore misura straordinaria di sostegno economico dedicata alle imprese vittime di intimidazioni, prevedendo lo stanziamento di somme specifiche. Situazione un po' fuori controllo, diciamo, spesso in alcune aree del palermitano. Ci siamo spostati dalla movida violenta per un periodo, adesso invece sono questi atti di intimidazione che vanno avanti ormai da qualche settimana. Sì, dietro i quali ci sarebbe la criminalità organizzata. Vediamo Repubblica Palermo, il piano della banda del Kalashnikov, auto rubata a Cefalù e fuga allo Zen. Ci sono nuovi dettagli su quello che è accaduto appunto durante questo atto intimidatorio nei confronti del ristorante Il Brigantino. All'esame di chi indaga una serie di tracce lasciate dagli assalitori. Un testimone ha parlato anche di un'altra macchina. Questa volta la banda del Kalashnikov
Kalashnikov ha voluto fare le cose in grande. 2 giorni prima del raid al Brigantino avrebbe rubato una Fiat Panda rossa a Cefalù, abbandonata poi allo Zen. I poliziotti l'hanno ritrovata sabato mattina in via Leonardo Pisano e adesso stanno esaminando una serie di tracce, così come diverse immagini tratte dalle telecamere in autostrada e in città. La Panda ha fatto un percorso davvero lungo e inevitabilmente avrà lasciato tante tracce che adesso vengono analizzate appunto dai carabinieri del nucleo investigativo a cui la direzione distrettuale antimafia ha affidato il compito di esaminare i 3 episodi che hanno visto protagonista appunto questa banda del Kalashnikov. Lo Zen potrebbe avere un ruolo chiave perché un filone di indagine porta proprio a questo quartiere di Palermo dove negli ultimi tempi, dopo l'arresto dei fratelli Serio, c'è parecchio fermento. Saltato il controllo di Cosa Nostra, un gruppo starebbe tentando di emergere con modi parecchio eclatanti. Non è la prima volta. Nel dicembre scorso qualcuno sparò contro la chiesa, ricorderai anche tu Angelo, dello Zen 2, un altro gesto eclatante. Per certo quella volta però non vennero utilizzati Kalashnikov, ma la metodologia è sempre la stessa, quella della sfida aperta. All'epoca nel mirino c'era il parroco Giovanni Giannalia, adesso invece imprenditori e commercianti, quindi potrebbe essere questo nuovo gruppo criminale che sta cercando di emergere in questo vuoto che è rimasto appunto nel quartiere. Sì, adesso a Catania c'è stato un po' di paura, devo dire, ieri sera all'ospedale, ex ospedale Santo Bambino, ormai dismesso, le fiamme si sono sprigionate al piano terra. Per fortuna comunque l'incendio, prima che si estendesse sugli altri piani dello stabile, è stato domato. Vediamo il servizio. Una colonna di fumo all'esterno, le fiamme alte all'interno dell'ospedale Santo Bambino, ormai dismesso. Paura ieri sera tra gli abitanti del quartiere Antico Corso a Catania, dove per cause ancora in fase di accertamento è scoppiato un incendio al piano terra dello stabile, dove erano depositati arredi e suppellettili varie che hanno preso fuoco. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. A supporto sono arrivate anche un'autobotte e un'autoscala dalla sede centrale del comando. All'interno danneggiate pareti e materiale vario. Per fortuna il rogo è stato spento in tempo e la struttura non è stata coinvolta nei piani superiori. Al momento dell'incendio non vi erano persone all'interno del Santo Bambino. Adesso è il momento delle indagini, sono infatti in corso di accertamento le cause dell'incendio. Torniamo da te, Emanuela. Sì, andiamo a vedere questa notizia in apertura sul nostro sito siciliaweb.it. Catania, rogo al Santo Bambino, le fiamme si sono sprigionate al piano terra dell'ospedale dismesso. Andiamo a vedere all'interno. I vigili del fuoco di Catania appunto sono intervenuti ieri in serata per questo incendio che si è sviluppato all'interno dell'ex ospedale Santo Bambino, non più in attività. Siamo nel quartiere Antico Corso di Catania. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme che si sono sprigionate al piano terra dello stabile dove erano depositate masserizie di vario tipo. Non c'erano persone presenti all'interno della struttura. Le cause del rogo sono però ancora in corso di accertamento. Sì, restiamo a Catania perché torniamo su quanto accaduto nella mattinata di ieri sulla circonvallazione, non solo, in molte aree diciamo, della viabilità cittadina ci sono stati tantissimi disagi. A provocare intanto il caos sulla circonvallazione un autoarticolato in avaria bloccato in via Santa Sofia. Ma vediamo che cosa è successo, insomma, la mattinata di passione degli automobilisti. Sono nera, devo essere al lavoro 2 ore fa. Lei cosa ha perso questa mattina? Lavoro, scuola, analisi? Lavoro, aspettano me per giunta, è una vecchietta che ha bisogno. Un lunedì da incubo per gli automobilisti catanesi bloccati per ore nel traffico a causa di un auto articolato in avaria fermo al centro della carreggiata dalle 7:30 del mattino in via Santa Sofia, che ha letteralmente paralizzato la circolazione. La prima arteria a subire le conseguenze è stata la circonvallazione e man mano che passavano i minuti la paralisi si è estesa al resto della città. Dalle 8:30 che sono in macchina, da Gravina io scendo. Solo l'intervento della Polizia Municipale ha consentito di avviare le operazioni di rimozione del mezzo, ma dopo 3 ore dall'accaduto gli automobilisti erano ancora qui. Da quanto tempo siete in fila? 3 ore.
Due, dai. Situazione ancora più critica nella zona del Tondo Geni, dove un'ambulanza è rimasta bloccata a lungo nel caos prima di riuscire a proseguire. Intorno alle 10 nuovi disagi, auto in panne e un tamponamento hanno alimentato un ingorgo già pesante. Io dalle 8 lo sto facendo, non ce la faccio più. Stando in macchina dalle 8 del mattino per 2 ore, poi gli animi si surriscaldano, si perde un po' la testa. Un pochettino sì, soprattutto che dalle 5:30 che sono alzato. E ancora non è riuscito ad arrivare? Ancora devo arrivare al policlinico e ancora sono qua. Non sono mancati comportamenti creativi ma pericolosi. Alcuni automobilisti, nel tentativo di sfuggire alla coda, hanno invertito la marcia attraversando le aiuole spartitraffico. E così, ancora una volta, la circonvallazione si conferma una certezza tutta catanese. Sai quando entri, ma in caso di imprevisti non sai quando ne uscirai vivo. Adesso vediamo qual è la situazione stamattina alla circonvallazione in tempo reale. Chiedo dalla regia di mostrarci qual è la situazione. Sembrerebbe un po' meglio rispetto a ieri mattina, ma c'è comunque un po' di fila. È in direzione Ognina, quindi le auto che vedete un po' al centro del teleschermo. In basso invece a sinistra sono le auto che vanno in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco. Questa è la fotografia del momento alle 8:16 del mattino, ma vorrei tornare di nuovo da Emanuela per i quotidiani e vediamo, poi fra un po' torneremo alla viabilità cittadina. Sì, no, dico è singolare che basta un mezzo in panne per mandare in tilt la viabilità di mezza città. Oggi la Sicilia scrive circonvallazione, porta dell'inferno, lasciate ogni speranza voi che entrate appunto. È bastato un autobus bloccato a mandare in tilt il traffico di mezza città. E beh, sicuramente bisognerà anche interrogarsi su questo e su come migliorare appunto la viabilità della città, perché basta veramente poco per poi paralizzare il mezzo, diciamo, capoluogo etneo. Allora, leggiamo le altre notizie. Angelo, restiamo sulla Sicilia, vediamo la prima pagina. E allora intanto vediamo delitto imperfetto, vediamo più che altro le notizie regionali, appunto il caso di Castiglione, uccisi avvolto nei sacchi, ci sono 3 sospettati. E ancora Milano, Dell'Utri va a processo per 42 milioni ricevuti dal Cavaliere, da Silvio Berlusconi. E poi ancora invece la Regione, ieri un incontro a porte chiuse di Fratelli d'Italia con tutti i vertici del partito Aden. Fratelli d'Italia più destra e scuda i suoi Schifani avanti col rimpastino. E poi si torna a parlare naturalmente del caso italo-belga, della situazione Mondello. Dalla Regione stop ai bandi su Mondello, pressing sulla CGA. La Regione congela i bandi sui 13 lotti di Mondello. L'avvocatura al CGA revochi la misura sull'italo-belga. Andiamo a vedere all'interno intanto questa notizia dalla prima pagina. Dell'Utri e la moglie finiscono a processo per i soldi ricevuti da Berlusconi. Tra entrate e uscite in circa 10 anni sono 42 milioni i soldi transitati sui loro conto correnti, quindi una cifra non indifferente. Il giudizio per verificare se l'ex manager di Publitalia abbia o meno violato la legge Rognoni La Torre. E poi vediamo sempre a proposito di Dell'Utri, l'ex senatore indagato sulle stragi del 92, udienza dal GIP, scontro sull'archiviazione. Vediamo anche la prima pagina di Palermo e provincia, sempre sulla Sicilia. Dicevamo il caso di Mondello, il caso dell'italo-belga, CGA, decisione incomprensibile, scontro sul ritorno appunto di italo-belga sul litorale palermitano, le reazioni dopo la pronuncia sull'ordine pubblico. La società però si difende e dice ci diffamano. Vediamo nel taglio alto laboratorio della droga alla Breaking Bad, sequestrati quasi 50 kg di ogni tipo di sostanze, 2 uomini in manette, coinvolto un insospettabile. E poi si parla anche dello stadio Barbera, il rilancio e le critiche della ragioneria. Dai documenti sulla dichiarazione di pubblico interesse dei lavori emergono le riserve sulle possibili spese future del comune verso Euro 2032. E ancora vediamo nel taglio basso, ieri
la commemorazione ieri, l'anniversario della strage di Monreale, costata la vita a 3 giovani, una notte di follia appunto, dei ragazzi si sono messi a sparare tra la folla. Ecco, Monreale non dimentica la strage, a un anno dalla strage che costò la vita a Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvo Turdo, questi i nomi delle vittime. Monreale si è fermata per una giornata di memoria e dolore condiviso, questo sempre a proposito di giovani, il tema che trattavamo prima, Angelo. Vediamo la prima pagina di Repubblica Palermo. Dicevamo ieri questo incontro dei vertici di Fratelli d'Italia ad Enna, lo vediamo nel taglio alto della prima pagina. Fratelli d'Italia salva gli indagati e cade il veto sulla DC nella giunta Schifani. A Enna, vertice con Arianna Meloni, Musumeci, questione morale come l'isola Ferdinandea. Poi Castiglione, parla Giuseppe Castiglione in un'intervista, deputato meglio sindaco, parliamo di Giuseppe Castiglione, ex presidente della provincia di Catania, oggi deputato. Vediamo ancora Mondello, stop ai bandi per i lidi, scontro legale sulla spiaggia, questo è il titolo principale. Il provvedimento della Regione dopo lo stop del CGA, 5 ditte hanno presentato una offerta. E poi l'antimafia insorge dopo questo decreto, la legalità non può arretrare, le dure parole di Cracolici appunto dopo la decisione del CGA. Vediamo anche Sferracavallo in prima pagina, così ha agito la banda del Kalashnikov, notizia che abbiamo già fatto vedere prima, e poi il cadavere avvolto da un lenzuolo, il giallo a Catania. Andiamo a vedere all'interno qualche approfondimento. Intanto il titolo di apertura: la Regione che sospende i bandi per affidare Mondello, scontro legale sulla spiaggia. L'Avvocatura dello Stato contesta la decisione del CGA di congelare la revoca alla italo-belga. All'avviso si erano fatte avanti appunto 5 ditte, qui ci sono i nomi. E poi dicevamo appunto l'antimafia che insorge per questa decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa. La legalità non può arretrare. La Fondazione Falcone, Tina Montanaro e Libera criticano il decreto del CGA. E poi Cracolici, motivazione incomprensibile. Vediamo anche la politica regionale, appunto Schifani in pressing su Fratelli d'Italia per il rimpasto. Ieri questo vertice, e vediamo un po' cosa è successo. I dirigenti a processo sono stati salvati dal Repulisti. DC in giunta, cade il veto. Musumeci, abbiamo già visto appunto le sue parole in prima pagina, e poi nelle prossime 72 ore i 2 nuovi assessori via l'interim di Schifani, quindi a breve potrebbe esserci appunto questo famoso rimpasto nella giunta di governo di cui si parla ormai veramente da mesi. Andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud. Intanto vediamo queste 2 notizie nel taglio centrale. La cronaca: uccidono 66enne, gettano il corpo in aperta campagna, che è stato ritrovato a Castiglione di Sicilia. E poi Genovese, parla l'ex sindaco genovese, detenzione o affidamento in prova per l'ex sindaco, condanna definitiva, questo appunto in prima pagina. Restiamo a Messina che si prepara per andare al voto. Tra liste e primi nomi si entra nella fase dei passaggi ufficiali. E poi invece per quanto riguarda la politica regionale, anche qui Regione Sicilia sul rimpasto, braccio di ferro tra Fratelli d'Italia e Lega, e così i cambi che Schifani vuole effettuare potrebbero non vedere assessori meloniani, scrive oggi la Gazzetta. Vediamo ancora il Giornale di Sicilia velocemente. Mondello, la regione si ferma, quindi il caso italo-belga ancora in primo piano, stop ai nuovi gestori, si aspetta la sentenza del CGA, ricordiamo il 14 di maggio, su cui piovono critiche. E poi invece una notizia di cronaca: il trattore si ribalta, deceduto un agricoltore. La tragedia a Caccamo, amara coincidenza, oggi è la giornata per la sicurezza sul lavoro, quindi
un'altra vittima appunto sul lavoro. E poi vediamo ancora Sferracavallo, saranno potenziate le pattuglie, il prefetto convoca un vertice, lo Stato c'è e farà ancora di più, dice appunto il prefetto, che ha convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dopo gli ultimi casi di cui vi abbiamo parlato appunto a Sferracavallo, questo atto intimidatorio con colpi di Kalashnikov. Bene, grazie Emanuela. Adesso andiamo a vedere la situazione traffico. Abbiamo visto in qualche modo cosa succede sulla circonvallazione di Catania. Qui siamo al Tondo Gioieni, dove probabilmente c'è più diciamo ingorgo, la situazione si va a rilento, le auto a quest'ora del mattino viaggiano davvero lentamente. Dal Tondo Gioieni siamo in via Vincenzo Giuffrida, il traffico è piuttosto diciamo attivo, ma è scorrevole, almeno per quello che stiamo potendo vedere dalle nostre telecamere, sia in ingresso che in uscita dalla città. Attenzione, perché in entrambe le direzioni c'è grandissimo movimento. Adesso invece andiamo a vedere la parte bassa della circonvallazione. Diciamo che rispetto a ieri mattina è nella normalità, si viaggia sì con qualche rallentamento, però non c'è il tappo, non c'è diciamo il caos della giornata di ieri, come abbiamo visto anche nel servizio prima della nostra Eva Spampinato. Situazione invece sull'Etna direi relativamente tranquilla, con la neve che chiaramente con le temperature che si alzano lentamente si scioglie, e comunque il solito diciamo la solita fumata che possiamo vedere anche adesso dal Golfo di Taormina, qui in maniera molto più significativa. È un po' più scuro il fumo che notiamo dalla parte diciamo da Taormina, ma situazione tutto sommato sotto controllo per il vulcano. Ci fermiamo adesso per pochissimo e poi insieme ad Emanuela Corsi leggeremo e vedremo i giornali nazionali con i fatti più importanti. In primo piano, come sempre, le tensioni in Medio Oriente, le proposte che arrivano dall'Iran, le controproposte che sta preparando l'amministrazione statunitense guidata da Trump, e poi chiaramente tanto altro. Non mancano chiaramente anche le vicende nazionali, ma le scopriremo insieme con Emanuela Corsi. Adesso andiamo a leggere i quotidiani nazionali con Emanuela. Tantissime le notizie di oggi, Angelo, ma ce n'è una su tutte che insomma è l'apertura dei quotidiani, delle testate di oggi, il caso Minetti, la grazia ricevuta dal presidente Mattarella. Adesso è lo stesso Colle però che chiede diciamo delle indagini approfondite al Ministero della Giustizia, che naturalmente ha presentato l'istanza. Dietro quest'istanza ci sarebbe un nome ormai conosciuto soprattutto sulle pagine dei quotidiani, quello della Bartolozzi, quindi insomma è tutto un giro praticamente. Vediamo sul Corriere della Sera, Minetti, la grazia è un caso ombre sulla adozione di un minore, nuove indagini a Milano, lei parla di notizie false, dice lesa la mia reputazione. Il Colle appunto a Nordio, supposte falsità nella richiesta di clemenza, verifiche urgenti. Si torna a parlare prepotentemente di Nicole Minetti dopo tanti anni. E poi intanto vediamo le altre notizie, magari approfondiamo questa. Hormuz, i dubbi degli Stati Uniti sull'offerta dell'Iran e il ruolo di Putin. E poi Trump e gli spari, ricordiamo appunto quello che è accaduto durante una cena con i corrispondenti accreditati alla Casa Bianca, le falle nella sicurezza. Vediamo ancora sempre nel taglio alto, così lo zar prova a tornare in gioco, le mosse del Cremlino e poi l'attentato appunto al tycoon, l'hotel, le armi. Cosa sappiamo, diciamo, i due temi che riguardano Trump, uno la guerra in Medio Oriente, l'altro appunto questo attentato, l'ennesimo che è avvenuto negli Stati Uniti. Poi si parla anche di finanza italiana, riassetto Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio sale al 37,5%, 10 miliardi a due fratelli. E ancora
l'inchiesta, l'ennesima inchiesta che scuote il mondo del calcio, questa volta riguarda gli arbitri, Arbitropoli, l'inchiesta non tocca però i club al momento, cambiato il designatore. Sono almeno 5 gli arbitri indagati per frode sportiva dal PM Maurizio Ascione di Milano, nessun club coinvolto, si precisa, il silenzio del procuratore capo viola tensione nell'ufficio. E poi la dieta impossibile del maratoneta, record i 115 grammi di carboidrati all'ora. Vediamo la Repubblica di oggi, ecco qui, apertura dedicata ovviamente a Minetti, grazie a Minetti il Quirinale contro Nordio, dubbi sui requisiti per la clemenza, serve verifica, il ministro no elementi negativi, il PD si dimetta, quindi il PD calca nuovamente insomma questo caso contro il guardasigilli e chiede le dimissioni appunto di Nordio. E poi l'attentato appunto durante questa cena alla Casa Bianca, Allen ieri in aula incriminato tentato omicidio di Trump, questa è l'accusa. Si parla anche di un'altra donna che non è la Minetti oggi, si parla anche della direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi, che è stata scaricata dalla Fenice. Venezzi accusa l'orchestra, io offesa e bullizzata. Ricordiamo le polemiche che sono andate avanti per settimane, per mesi da parte degli orchestrali, che non hanno mai digerito, diciamo, questa nomina di Beatrice Venezzi alla Fenice appunto di Venezia. E poi caso arbitri, anche qui inchiesta si allarga, Rocchi parlava con molti club, Rocchi è uno dei nomi che è finito appunto in questa vicenda giudiziaria. Andiamo a vedere La Stampa, anche qui Minetti, il caso Colle Nordio. Dubbi sull'adozione del bimbo uruguaiano che ha portato al provvedimento di clemenza, un bambino, un minore straniero con problemi di salute. Questo sarebbe stato il requisito per concedere la grazia a Nicole Minetti. Il procuratore di Milano, nuove indagini, grazia all'ex igienista dentale, il Quirinale al Ministero appunto dice supposte falsità negli atti, verifiche urgenti. Ancora, vediamo, si parla di Trump, ma di un'altra notizia, perché oggi la visita di Re Carlo appunto negli Stati Uniti. Oggi La Stampa scrive Re Carlo d'America, così il sovrano può ricucire i rapporti tra Washington e Londra. Re Carlo che resterà assieme alla consorte, alla regina Camilla, fino a giovedì appunto negli Stati Uniti. E poi anche qui Venezia attacca tutti, io bullizzata, e prepara la causa contro la Fenice, la cultura avvelenata. Facciamo un passo indietro, che questa cacciata di Venezzi nasce anche a seguito di una serie di dichiarazioni che proprio il maestro, la direttrice d'orchestra, aveva rilasciato alla Stampa, esattamente alla Nación, un quotidiano argentino, sugli orchestrali, parlando di nepotismo. Questa è stata la ciliegina sulla torta, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Venezzi, tra l'altro, blindata dal governo, ecco, che non ha mai fatto mistero di volere assolutamente la direttrice, però è stata scaricata anche da Giorgia Meloni dopo queste dichiarazioni. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. La vicenda Minetti parte proprio dal Fatto Quotidiano, che da tempo ha aperto questa inchiesta appunto su questa grazia nei confronti dell'ex igienista dentale, ricordiamo molto vicina a Silvio Berlusconi, che appunto ha avuto anche una parentesi in politica grazie al Cavaliere. E oggi il Fatto Quotidiano scrive grazia e disgrazia, gli scoop del fatto, appunto, ministro e procura, nuove indagini sui punti oscuri, pratica istruita da Bartolozzi e ora Minetti nega tutto, Mattarella scarica Nordio, il caso è riaperto. E poi anche qui Venezzi inguaia al centrodestra che rischia di giocarsi
Passi Venezia, perché ci sono anche le amministrative appunto a Venezia e qualcuno sospetta che magari questo possa avere delle ripercussioni, questo caso, anche sulle prossime elezioni. La direttrice d'orchestra va all'attacco, io bullizzata, il provvedimento andrà motivato, ma a poche settimane dal voto per il sindaco in Laguna, adesso il centrodestra ha una nuova grana. E poi le parole del sovrintendente, qui l'abbiamo vista una sola volta, quindi insomma un po' tutti contro Beatrice Venezia. Andiamo a vedere il Messaggero di oggi. Minetti, la grazia diventa un caso, la richiesta di approfondimento del Quirinale a Nordio, lettera appunto del Colle al Ministero di Giustizia, supposte falsità, requisiti da verificare, e poi la risposta del Guardasigilli, primi esiti in 24 ore. E lei che torna a parlare dopo tanto tempo, dice su di me notizie infondate. Vediamo le altre notizie. Anche qui l'attentato alla Casa Bianca, spari alla cena di gala di Trump. Adesso ci si interroga sui servizi di sicurezza, come sia potuto accadere appunto che qualcuno sia entrato e abbia potuto sparare. Quindi servizi di sicurezza sotto accusa, nessun controllo, ma Donald attacca i giornalisti. C'è un'altra notizia in primo piano perché è un'esclusiva del Messaggero. Si torna a parlare della strage di Capodanno in Svizzera, a Crown Montana, dove sono morti tanti ragazzini che stavano festeggiando appunto l'ultimo dell'anno in un bar che era stato adibito dai coniugi Moretti, indagati appunto a discoteca. Emerge questo dettaglio: Jessica fugge e spintona i ragazzi. Ha acceso lei le candele che poi hanno generato l'incendio. La verità nei filmati visionati dagli avvocati. Italia, parte civile con le famiglie. Vediamo il Manifesto. In apertura c'è appunto questo momento, l'attentato e poi la risposta della sicurezza durante questa cena alla Casa Bianca. Cronaca vera, scrive il giornale, sono il vostro amichevole assassino, l'attentatore di Washington incriminato per tentato omicidio di Trump mentre esplode ogni tipo di teoria cospirativa. È vero, sembrava un film, ma è il paese reale dopo anni di veleni versati a forza dentro l'intero ecosistema politico e mediatico, perché qualcuno insomma ha voluto così ipotizzare che fosse una cosa un po' montata, diciamo, che fosse in realtà stato allestito un set e che questo attentato non fosse veritiero. Ma anche lo stesso Manifesto dice no, purtroppo questo è l'effetto di questo clima di odio, questo clima diciamo anche di violenza verbale che sta crescendo sempre di più anche da chi ci rappresenta a livello mondiale. E poi anche qui Mattarella Nordio, tensione sulla grazia. Vediamo nel taglio basso, si torna a parlare del 25 aprile, non è stata una giornata serena in tante piazze italiane, perché purtroppo ci sono state non solo contestazioni, ma a Roma ci sono state anche spari e raid, aumenta la violenza squadrista, scrive il Manifesto. Vediamo Avvenire. Sicurezza di carta, la denuncia della Corte dei Conti, l'85% degli incentivi stanziati per le aziende è bloccato, mentre le ispezioni restano poche, anche se nel 90% dei casi riscontrano forti irregolarità. Oggi dicevamo è la giornata della sicurezza sul lavoro e quindi focus su appunto questa sicurezza che viene definita da Avvenire di carta. I magistrati contabili rilevano le lentezze nelle erogazioni INAIL, gli infortuni non calano e ci sono poco più di 3 morti al giorno. Questo più o meno è il quadro nel nostro paese. Andiamo a vedere il resto del Carlino. Lavoro, il nuovo decreto
arriva il salario giusto. Il governo vuole varare le misure proprio per il 1° maggio in maniera simbolica. Sì di Cisle Will, dubbi della CGIL, la paga sulla base degli accordi migliori, garanzie ai rider, lotta ai contratti pirata. Quindi questo è quello che potrebbe essere contenuto appunto nelle misure che verranno varate dal governo. Il 1° maggio. E poi vediamo la foto di Nicole Minetti. Grazie a Minetti, ipotesi falsità, il Colle a Nordio, verificare. Vediamo anche altre notizie. Si parla, come spesso accade, sull'arresto del Carlino, del processo a Luis da Silva per la morte di Pierina Paganelli. L'amica in aula, Manuela mente, Manuela la nuora, ricordiamo, della vittima, lei nega tutto. Diciamo che è sempre più verosimile una partecipazione diretta da parte della nuora, potrebbe aver avuto un ruolo appunto per quanto riguarda la morte della suocera. E poi vediamo nel taglio basso invece Venezia all'attacco, bullizzata e offesa, l'inchiesta Arbitropoli, l'inchiesta si allarga, più di 5 gli indagati ma l'Inter non è coinvolta, 4-5 i match nel mirino, il giallo dei codici in sala. VAR. Non so se abbiamo ancora qualche minuto. Un minuto ancora. Ok, allora vediamo il giornale. In alto, nel taglio alto, Trump e la violenza Dem, folli, io non sono un re, il presidente replica, chi giustifica l'omicidio in morte in nome della democrazia. E poi vediamo ancora Elly Schlein con Pedro Sanchez, Sanchez l'eroe di Elly, aumenta le spese militari e copia il modello Albania, scrive il giornale. E poi sul caso Minetti invece vediamo cosa scrive, dubbi sulla grazia ma lei tutto regolare, il Colle chiede chiarimenti a Nordio. Andiamo a vedere l'ultima prima pagina, il Sole 24 Ore, decreto lavoro, arrivano i bonus 2.0 per donne, giovani e ZES unica, atteso per oggi in Consiglio dei Ministri il decreto appunto 1° maggio con la spinta delle assunzioni, incentivi se il trattamento economico non è inferiore a quello dei contratti leader. Quindi staremo a vedere appunto cosa accadrà nel mondo del lavoro e quali misure appunto varerà il governo. Grazie Emanuela, e con te ci ritroviamo più avanti nel corso della nostra mattinata con i quotidiani, con qualche altra curiosità dalle pagine interne. Adesso per noi c'è una breve sosta e poi saremo di nuovo insieme a voi con i primi ospiti della nostra mattinata. Eccoci, bentornati a Buongiorno Sicilia, prime ospiti questa mattina nella nostra trasmissione. In studio sono con me Francesca Mignemi, buongiorno. Buongiorno. Che è l'ideatrice del progetto di cui parleremo adesso, che si chiama Progetto Voci del Nord, e poi anche buongiorno a Sabrina Pettinato, buongiorno, che è la dirigenza scolastica della Raffaello Sanzio di Catania, scuola di Teresa di Calcutta, Raffaello Sanzio. Ecco, istituto comprensivo immagino. Esatto. Ecco, bene così. Grazie allora per essere con noi. Voci del Nord. Intanto vorrei capire perché questo nome a questa iniziativa. Qual è lo scopo dell'iniziativa? Allora, Voci del Nord, come nome, ci racconta uno sguardo verso la letteratura per ragazzi del Nord Europa. Abbiamo deciso di intitolarlo così perché c'è una scelta precisa dietro al progetto, cioè far entrare in contatto le ragazze e ragazzi, le bambine e i bambini con altri modi di nominare il mondo, di vivere nel mondo attraverso la letteratura. Per cui abbiamo invitato autrici dalla Svezia, dall'Olanda, dalla Danimarca e anche dalla Germania. È un progetto che è possibile ed è stato reso possibile anche grazie alla rete importante sul territorio. È un progetto
che ha una visione pedagogica, cioè educare alla lettura e disseminare il piacere della lettura. E tutto questo è possibile anche grazie alla collaborazione con il territorio, nel senso con delle librerie del territorio. Questo è assolutamente importante. Ogni progetto senza le librerie, che sono il ponte necessario con le scuole, non sarebbero possibile. Per cui il progetto è stato sposato anche da Anna e Luisa Cavallotto a Catania e da Elisa Calabrò, Elena Poma e Simona Ruvolo a Barcellona Pozzo di Gosto, dove c'è una libreria che è diventata partner del progetto. Allora, lei diceva prima è importante questo punto con la scuola. Sì. E adesso vado a scuola, esatto. Vado dalla professoressa Pettinato, perché i ragazzi diciamo sono attratti da altri strumenti, sono attratti da strumenti come questo, magari leggono qualcosa, ma probabilmente non leggono un libro su questo strumento, leggono le chat, si scambiano messaggi, insomma fanno conversazione diversa. Avere a disposizione un libro, toccare un libro è una sensazione che insomma è unica assolutamente rispetto a un oggetto che ci restituisce freddezza. Però i ragazzi devono imparare a leggere questi libri, devono sapere leggere questi libri, perché non basta leggere una pagina di un libro, ma bisogna vedere come si legge e che cosa poi ci si porta dietro. Certamente, assolutamente. È proprio per questo che la mediazione dei docenti diventa fondamentale all'interno di questo progetto. I ragazzi non sono lasciati da soli a leggere. I ragazzi leggono in classe, leggono con i loro docenti, lavorano sui libri, e questa è la cosa più particolare, diciamo, e più bella di questa tipologia di progetto. È un progetto a cui peraltro sono abituati. Quest'anno abbiamo sposato Voci del Nord, ma sono veramente decenni che lavoriamo sui progetti di incontro con l'autore, e quest'anno la novità è stata portarlo alla scuola primaria. Ed è stata una bellissima novità, perché il rapporto con i libri va costruito da piccoli. Il profumo del libro, la sensazione, il tatto, l'avere proprio il contatto diretto con il libro è fondamentale. E diventa ancora più accattivante nel momento in cui si materializza l'autore. Sì. Quest'anno in modo particolare, no? Perché l'incontro con lo straniero, tra virgolette, con l'autore straniero, è stato particolarmente rilevante per i ragazzi, sia per i ragazzi della scuola secondaria, sia per i bimbi della scuola primaria. Abbiamo assistito, per esempio, durante gli incontri con la secondaria di secondo grado, alla nostra autrice che ha affrontato un tema molto delicato e molto importante, il tema della morte di un padre. Abbiamo assistito ad una lettura accompagnata dalla musica di Debussy in svedese, che i ragazzi hanno seguito con i loro testi in italiano, ed è stato un momento di grandissima emozione e di grandissima attenzione da parte dei ragazzi. Quindi è un lavoro che si può fare, che si deve fare, no? Perché la lettura spalanca mondi, perché la lettura aiuta a crescere, a formare uno spirito critico, e più presto iniziamo, sicuramente meglio è. E più avanti riusciamo ad andare, certo. Sì. Vorrei tornare da Francesca Mignemi. La domanda che le faccio è: perché la scelta della letteratura del Nord? Sì. Perché siamo abituati, magari la nostra cultura mediterranea ci porta ad incontrare magari temi visti dalla nostra prospettiva. Dice bene, prospettiva, era una questione di prospettiva. Mi interessava offrire una diversa prospettiva. Inoltre io ho una grande passione per la letteratura per ragazzi del Nord Europa, perché ritengo che gli autori, le autrici del Nord Europa abbiano una relazione con i loro lettori, con le loro lettrici e i loro lettori molto onesta, molto diretta. Loro raccontano la vita senza filtri, con
con parole giuste ma senza filtri, per cui i loro libri non sono libri a tema, sono libri che raccontano l'avventura della vita, ma sono attraversati da tutte le tematiche importanti con le quali le ragazze e i ragazzi devono identificarsi, perché la letteratura, leggere e fare esperienza è un ambito d'esperienza, per cui in questi libri sono attraversati da disparità socio-economiche, sono attraversati dalla morte che fa parte della vita, dalla ricerca di identità, e il tutto è fatto con grande onestà nei riguardi dell'intelligenza delle giovani lettrici e lettori, ma anche con una leggerezza che non rinuncia alla complessità e con grande senso dell'umorismo. L'umorismo molte volte è importante, la leggerezza e l'umorismo, perché facilitano l'approccio, facilitano, diciamo, la lettura in qualche modo. È una lettura che però non è isolata, nel senso che non è che è una presentazione del libro e basta. Prima la professoressa Pettinato ha fatto riferimento, ci sono degli incontri e poi magari si arriva all'analisi del testo e si cerca di capire che cosa ci vuole restituire questo testo. I nostri ragazzi sono pronti per questo? Io mi rivolgo a lei come educatrice. Chiaramente. I nostri ragazzi sono prontissimi, con loro bisogna lavorare con costanza. Il progetto non è un progetto che si esaurisce in un paio di settimane, in realtà è un progetto che abbraccia un anno scolastico, no? E quindi è una lettura fatta con calma, una lettura ragionata, una lettura da cui si traggono veramente tantissimi spunti per poterne parlare insieme, per poter ragionare. L'autore arriva alla fine ed è il plus che si offre, no? Perché poi ci si confronta con l'autore e si trattano non soltanto i temi che sono all'interno del libro, questo è un altro aspetto molto interessante. Per esempio i ragazzi chiedono spesso perché quel titolo o perché quella copertina, e allora lì subentra un discorso differente, perché titolo e copertina non appartengono proprio all'autore, no? C'è il marketing dietro, c'è la comunicazione, c'è tanto, no? I nostri ragazzi, per esempio di terza, di secondaria, hanno letto un libro che tradotto in italiano è Un cuore in tempesta. Il che a cosa ci riporta, a cosa ci fa pensare? Agli amori adolescenziali, ma non è quello il tema. Il tema in realtà è quello dell'inclusione, quello dell'amicizia, e lì ecco va spiegato perché, come ha detto l'autrice del testo, in verità dice: io volevo parlare di una sorta, un cuore come se fosse all'interno di un frullatore, ecco, e quindi tutte le emozioni che provano i ragazzi, ma l'importanza... Tra le emozioni che però provano i ragazzi sono anche quelle dei primi amori, senz'altro, c'è anche quello, quello. Volevo tornare di nuovo a Francesca Mignemi, perché questo progetto vede la partecipazione anche di partner istituzionali e non sono soltanto italiani. No. Certo, perché un progetto del genere ha anche dei costi, perché l'impresa culturale è comunque impresa. Invitare autrici e autori dal nord Europa ha dei costi, e quello che io apprezzo moltissimo è che gli istituti di cultura, l'ambasciata nederlandese, lo Swedish Art Council, ci tengono molto alla diffusione della loro cultura e letteratura nel mondo, per cui supportano questi progetti. Naturalmente li valutano, ne valutano la validità e poi li supportano. Quello che hanno apprezzato e che per noi era molto importante è che abbiamo, laddove è stato possibile, invitato come ad interpretare le autrici le traduttrici. Questo per evitare l'ulteriore ponte interlinguistico e non far perdere le sfumature alle ragazze e ai ragazzi. Vorrei chiudere con la professoressa Pettinato, perché volevo capire che tipo di feedback avete avuto. Straordinario, devo dire.
I ragazzi hanno lavorato, hanno prodotto tanto e hanno prodotto al di là delle semplici domande agli autori, che sono state peraltro interessantissime. Sì. Dai piccoli abbiamo avuto un riscontro bellissimo, e stiamo parlando di terza elementare. Ieri vedevo dei bambini che avevano tutta la trilogia della famiglia Bukowski. Sì. E quindi il riscontro c'è, è tangibile, è effettivo, e va assolutamente cavalcato. Allora, speriamo che iniziative come queste possano incrementarsi, ce lo possono auguriamo, svilupparsi ulteriormente, perché ai nostri ragazzi bisogna dare strumenti con cui poi magari essere pronti ad affrontare la vita. Anche leggere un libro può aiutare, può formare, decisamente. Forma sicuramente. Come no. Che cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi? C'è questo progetto che va avanti, perché adesso da Catania ci si sposta. Ci si sposta, ma stiamo già progettando, a maggio tireremo le somme che già sono entusiasmanti, e stiamo già progettando per l'anno prossimo. Benissimo, grazie allora a Francesca Mignemi, che è l'ideatrice del progetto Voci del Nord, e anche alla professoressa Sabrina Pettinato, che è la dirigente scolastica della scuola Raffaello Sanzio, ma non solo, dell'Istituto Comprensivo Teresa di Calcutta Sanzio. Benissimo, d'accordo. Allora ci dobbiamo fermare, adesso vediamo le previsioni meteo, vediamo che tempo ci dobbiamo aspettare per i prossimi giorni, e poi, visto che la giornata oggi ce lo consente, andremo a mare, siamo al porto di Catania per una bella iniziativa che va a cavallo tra la salute e anche la legalità. Tutto questo farà pochissimo a Buongiorno Sicilia. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di martedì 28 aprile. Sul nord Italia tornano ad attivarsi delle precipitazioni, principalmente su Alpi e Prealpi localmente coinvolte, le alte pianure, mentre avremo una situazione meteo buona e tranquilla al centro-sud, su Sardegna ed anche sulla Sicilia. Grazie ad una pressione atmosferica ancora alta sul territorio, il tempo sarà stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. Qualche nube di passaggio possibile, ma innocua e sterile. Le temperature diurne su valori miti e piacevoli in diverse località saranno prossimi ai 23-24 gradi. La situazione meteo sarà buona e analoga anche nella giornata di mercoledì. Splenderà il sole su buona parte dell'isola. Cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione per lo più debole. Le temperature diurne non avranno variazioni degne di nota. Per il momento è tutto, ma per sapere se tale fase proseguirà anche nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo. Allora, eccoci di nuovo insieme, come anticipato adesso andiamo a mare, andiamo al porto, siamo a Catania, con noi c'è Edoardo Sergi, ma soprattutto ci sono i suoi ospiti, perché diamo il benvenuto e ben ritrovato al delegato, al contrammiraglio Agatino Catania, che è delegato regionale per la Sicilia orientale della Lega Navale Italiana, ma anche coordinatore del progetto, e grazie anche a Roberto Lisi, che è responsabile dell'unità operativa di talassemia dell'ANAS Garibaldi. Buongiorno e ben trovati a Buongiorno Sicilia. Ciao Angelo, buongiorno. Noi siamo già pronti un po' per salpare, insomma, quarta edizione, caro contrammiraglio. A noi piace invitarlo ogni anno per parlare di questa bella iniziativa, quindi oggi partite, però insomma ci racconti un po' questa edizione, perché ogni anno voi fate qualcosa in più. Sì, buongiorno a tutti, quarta edizione di Vela e Salute, un progetto voluto dalla Lega Navale Italiana e da ANAS Garibaldi, che da 4 anni a braccetto affrontano questa navigazione inclusiva, sociosolidale, ma soprattutto di prevenzione sanitaria. Quest'anno è vero, facciamo qualcosa in più perché ci siamo un po' allargati, facciamo il periplo della Sicilia impiegando le 16 imbarcazioni della legalità disponibili in Sicilia, in tutte le strutture periferiche della Lega Navale. Sono, come ricorderete, imbarcazioni già confiscate dall'autorità giudiziaria, date appunto affidate alla Lega Navale, e col nostro impegno hanno trovato una nuova vita fatta di legalità. Ecco, sicuramente abbiamo allargato, quindi non ci teniamo più sulla costa orientale, ma faremo questo periplo coinvolgendo anche la Sicilia occidentale, grazie anche al supporto della mia collega delegata della Sicilia occidentale, la professoressa Daniela Gemelli, e
in questa navigazione a staffetta toccheremo 13 porti. Oltre a noi, a bordo quest'anno abbiamo Mare Vivo, ci darà un supporto e una partnership molto importante perché da anni si occupano di ambiente mare. Con loro ci saranno dei desk informativi, dei momenti di conversazione, di divulgazione di quello che è il nostro mare e il benessere e la cura del nostro mare. Abbiamo introdotto anche un'attività diciamo di prevenzione sanitaria multidisciplinare, quindi ci occuperemo, oltre all'argomento principe condotto da sempre con Annas Garibaldi legato alla talassemia, alla raccolta del sangue che non è mai abbastanza, ci occuperemo ovviamente di pediatria con la Federazione Italiana Medici Pediatri, ci occuperemo di fibromialgia, ci occuperemo anche di attività legate alla prevenzione andrologica. E infatti Angelo, alla mia destra abbiamo il direttore sanitario dell'Arnas Garibaldi, Mauro Sapienza. Allora le chiedo, lei oggi a bordo cosa si farà? Un po' il contrammiraglio ha detto quali saranno le iniziative, ecco nello specifico entriamo. L'Arnas Garibaldi come supporta Vele e Salute? L'Arnas Garibaldi si pregia di partecipare a questa iniziativa che promuove salute. L'Arnas Garibaldi da 4 anni già con il nostro direttore del centro di talassemia, il dottor Lisi, che è alla mia destra, ha voluto fortemente la partecipazione a questo evento perché la promozione della salute, in particolare per la prevenzione della talassemia, quindi attenzione alle coppie e allo studio genetico delle coppie e alla donazione del sangue che, come diceva il contrammiraglio, non manca sempre. Ricordiamoci che d'estate ci sarà sempre la crisi, quindi è proprio il momento preciso per poter più congruo per poter affrontare questo argomento e promuovere in giro la donazione del sangue, che fa solo bene a chi lo dona e fa bene soprattutto per il periodo estivo dove la carenza si sente di più. L'attività noi cercheremo sempre più di promuoverla negli anni a venire e quest'anno saremo veramente presenti in quasi tutte le iniziative, in particolare poi alla chiusura che sarà ad Augusta, come diceva il contrammiraglio. Quindi il nostro compito è quello di sempre essere presente nelle attività in cui c'è sensibilizzazione nei confronti della sanità e della salute. Il Garibaldi, come unica azienda al centro della città, ha questo compito e questo dovere di farlo. Allora io tornerei con il contrammiraglio Catania perché stiamo vedendo che ci sono anche tanti ragazzi in una delle barche confiscate alla mafia e insomma parliamo proprio di questo, cioè i ragazzi che con Vele e Salute sono sempre al centro. Ripetiamo, oggi partite e fate questo periplo della Sicilia, insomma partite con i ragazzi anche. Sì, esatto, oggi è la giornata appunto di lancio, partiremo dalla sezione della Lega Navale di Catania. Qui vicino a me c'è l'architetto Salvo Cunzolo, che è il presidente della sezione della Lega Navale di Catania, e Sebastiano D'Ambra, che è il presidente della sezione della Lega Navale di Aci-Trezza. Partiamo con 2 imbarcazioni e le 2 imbarcazioni poi toccheranno riposto, poi andremo a Milazzo e così via. Imbarchiamo i ragazzi anche del nautico perché noi siamo in partnership con la rete degli istituti nautici italiani e abbiamo già i ragazzi a bordo di una delle imbarcazioni, ma la cosa fondamentale è che questa mattina cercheremo di abbattere, come sempre e come ci piace fare, le barriere di accesso a mare di ordine sociale, fisico ed economico. Avremo diverse associazioni ONLUS che si occupano e curano soggetti fragili e quindi li porteremo a bordo per delle piccole uscite prima di mollare gli ormeggi diciamo puntando riposto. Ripeto, insieme a noi Mare Vivo farà una lezione nella sede in aula e ci accompagnerà in tutti i 13 porti. Insomma, salute e inclusività a 360 gradi. Angelo, se tu domandi da studio io penso che gli ospiti non ti sentono, quindi le posso riportare io. Puoi riportare tu, volevo semplicemente capire quando si fermeranno nei porti che toccheranno, i 13 porti che toccheranno, ci saranno degli approfondimenti, non chiamiamole lezioni, però degli incontri diciamo per parlare e di sanità, di salute, ma anche per parlare di legalità, quindi è un modo per fare conoscere questa attività e farla conoscere a 360 gradi.
Angelo chiede se quando vi fermerete nei 13 porti della Sicilia affronterete questi argomenti, ci saranno delle iniziative all'interno proprio dei porti per far conoscere Vélez Salute, come ha detto lei, un po' a 360 gradi. Sì, esatto, in ogni porto che toccheremo ci saranno convegni, seminari, momenti di divulgazioni, avremo degli spot, quindi dei gazebo organizzati da Mare Vivo, dall'associazione appunto che cura la fibromialgia, ci saranno dei momenti appunto di discussione sia a bordo che a terra con le altre associazioni e ovviamente parleremo sempre di talassemia e avremo anche della possibilità di poter usufruire di alcune autoemoteche per appunto fare una raccolta sangue. Quindi il programma è nutrito, avremo una sosta importante a Palermo con un paio di seminari molto importanti e poi la grande chiusura nella base della Marina Militare a Terrevecchia d'Augusta. Allora chiuderei con Sapienza e con il Garibaldi per un ulteriore invito a donare, perché sappiamo la talassemia è una malattia ereditaria che può essere curata solo con la donazione del sangue. In estate, come ha detto lei, è il momento in cui probabilmente serve di più perché si ferma un po' tutto, insomma nei porti andate a toccare anche questi temi importanti. Noi siamo molto vicini all'associazione dei talassemici che ci vengono a trovare periodicamente per rappresentarci le loro necessità e anche le loro richieste, oltre che ovviamente ringraziarci per l'attività che facciamo a Garibaldi, dove penso che sia il centro più frequentato dalle persone affette da questa malattia genetica che chiaramente non può essere controllata una volta che è solo controllata attraverso le donazioni e alcune attività che il nostro centro riesce a fare. Siamo veramente contenti di partecipare a questa attività e spero di essere sempre più presenti negli anni a venire. Siamo pronti a salpare dal porto di Catania con questo bel sole, insomma la giornata è perfetta, anche il mare penso sia perfetto per fare un'ottima navigazione, un mese in tutto il periplo della Sicilia attraversando diversi porti, insomma Vélez Salute è pronta a salpare anche quest'anno e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie allora, grazie, ci restituite veramente una splendida immagine del porto di Catania, in bocca al lupo per questa nuova esperienza. A quanti abbracciano per l'appunto l'iniziativa di Vélez Salute 2026, a cominciare devo dire anche dai ragazzi che parteciperanno, che avranno una parte attiva allora in questa avventura. Ci fermiamo, breve sosta, lo vedo già collegato fra poco, andremo da Marco Amato per parlare di stelle, che cosa ci dicono stamattina le stelle, tutto questo fra pochissimo. Allora, come anticipato è il momento dell'oroscopo, quindi c'è la sigla e poi vedremo e sentiremo il nostro Marco Amato. Buongiorno e ben trovato a Marco Amato. Stamattina, Marco, come sempre la musica è il tema conduttore, no? Che ispira i nostri incipit, i tuoi incipit per essere preciso. Parliamo di Spotify, che è una piattaforma musicale, ma soprattutto di due nomi che hanno contribuito a fare diventare Spotify quello che è oggi. Allora, ebbene sì, proprio il colosso musicale, il fenomeno Spotify, quello che oggi è preso per i produttori delle stelle, creato da Daniel Ek nel 2006, Spotify compie 20 anni. E proprio per questa ricorrenza ha pubblicato tutte le classifiche dei maggiori ascoltati, tutti gli album e tutti i pezzi che sono stati maggiormente sviluppati su questa piattaforma dal pubblico. Ebbene, a capitanare questa classifica sono due nomi molto importanti: Bad Bunny, che è sicuramente rapper portoricano, nell'ultimo anno soprattutto ha fatto parlare di sé. Ma c'è un altro personaggio a me molto caro, peraltro, di cui sperticatamente sono fan, che è la bellissima Taylor Swift. Sicuramente i due sono stati i maggiori trascinatori, i big shooter, come direbbero gli americani, i grandi trascinatori di questa piattaforma. Allora, Daniel Ek, l'inventore di
Spotify è un cuspide acquario pesci e come più volte mi avete sentito dire, acquari e pesci sono i due segni zodiacali più portati per la musica, ed è chiaro che una mente così visionaria come la cuspide, che fonde un po' i due segni zodiacali, poteva concepire questa fruizione di musica così ampia e aperta. Bad Bunny è un pesci, guarda caso, e invece Taylor Swift una Sagittario. Il Sagittario e i pesci hanno gli stessi identici pianeti, Giove e Nettuno per il Sagittario, Nettuno e Giove per i pesci. Questa mutua reciprocità fa sì che la compatibilità proprio paninistica che regna proprio nella musica, la vibrazione, perché questo è il senso di questi due segni zodiacali, trionfi e chiaramente dia risultati splendidi che ha creato. Ma ora vi racconto un po' della giornata di oggi. Luna in Bilancia, che forma un bellissimo trigono con Urano e Venere in Gemelli, e un altro con Plutone in Acquario, per cui i segni d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, sono i favoriti del Ludeco. Ma cosa in tutto dell'Ariete? Ve lo racconto. Ariete, per voi questi trigoni amici non fanno altro che stimolare le vostre possibilità. Vi sentite stimolati a fare delle cose nuove, chiamati da una parte e dall'altra a gestire un po' di sociale che vi mancava da un po'. Toro, per voi oggi è anche la bella Venere accanto ad Urano che viene stimolata. Le signore dello zodiaco Luna e Venere sono in trigono, per cui oggi potete decidere di un cambiamento importante che ha a che fare proprio con la vostra vita sentimentale. Gemelli, tra i protagonisti di questa giornata, Urano e Venere congiunti nei vostri gradi, il tutto il sentimento della Luna, la creatività di Plutone. Che volete di più? A questo punto, invece che parlare, agite. Cancro, per voi una splendida giornata, perché la Luna oggi trionfa, seppure in quadratura ai vostri gradi. Chiede insomma un cambiamento interiore che finalmente avverrà. Leone, i trigoni amici anche per voi, che sia dal Lancia che dai Gemelli, avete gli stimoli che vi servono per portare una situazione di svantaggio a vostro vantaggio. Oggi un amico vi viene in soccorso. Vergine, la giornata vede intorno a voi dei movimenti economici, oggettivi e bancari importantissimi che hanno a che fare con la famiglia e col patrimonio. Tutto molto fortunato, quindi siate sereni. Bilancia, la Luna oggi nei vostri gradi fa letteralmente spettacolo, per cui oggi sarete capaci di prendere delle decisioni importanti, drastiche ed epocali, ma volte al vostro benessere. Scorpione, un po' in sordina in questi transiti che vedono molto movimento intorno a voi, ma che poco vi riguardano. State a guardare, tentate di cogliere l'occasione giusta quando sarà il vostro momento. Sagittario, anche per voi questi trigoni sono molto amicali, per cui sfruttate bene soprattutto la Luna e la creatività di Plutone per stupire tutti con un'idea geniale. Capricorno, per voi oggi sono le possibilità di trasformare le cose che già avete in mano, quindi niente novità, ma sicuramente delle strade nuove per rimpiegare ciò che già possedete. Acquario, per voi è festa oggi, perché tutti i trigoni d'aria oggi sono tutti a vostro favore. Sul vostro Plutone che ospitate nei vostri gradi, creativo come non mai, oggi arriva anche un amore inaspettato. Pesci, questi transiti vi stupiscono sempre di più, vi rendono soddisfatti di tutto ciò che c'è intorno a voi. Cercate però di capire come ottimizzare al meglio le risorse preziose che per adesso avete. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Angelo, ancora una volta con i nostri temi musicali ti saluto e ci rivediamo domani su Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, una buona giornata anche a te, a domani. Adesso invece andiamo ad altri temi, quelli delle notizie dai giornali con Emanuela Corsi. Non parliamo di musica ma parliamo di TV, perché gli artisti della RAI sono tutti uniti contro la vendita del Teatro delle Vittorie. Intitolata Baudo, fra le altre cose. È intitolata Baudo, ma insomma tantissime trasmissioni storiche sono andate in onda proprio da lì, e qui vediamo, siamo sul Corriere della Sera, vediamo Fiorello, il Tempio della TV non si vende, Fiorello e il Teatro delle Vittorie, la cessione è un crimine, anche Stefano De Martino dice va salvato. La RAI però parla di costi di gestione troppo alti, e qui vediamo appunto Fiorello assieme a Biggio che attaccano questi cartelli
Anelli, questo teatro non è in vendita e vediamo anche qualche foto del passato. Canzonissima è andato in onda dal Teatro delle Vittorie, vediamo Paolo Panelli, Mina e Walter Chiari, e poi Raffaella Carrà con il Tuca Tuca, insomma è sempre la storia della TV, la storia della televisione, esatto. Ma anche Affari Tuoi, no? Che Affari Tuoi, esatto, accanto ancora, quindi dal passato al presente, Affari Tuoi con Stefano De Martino. Stessa notizia la troviamo anche su Repubblica, quindi ne parlano un po' tutti i giornali. Da De Martino a Fiorello, protesta contro la vendita del Teatro delle Vittorie. Il conduttore di Affari Tuoi sarà l'ultimo sul palco del Tempio del Varietà, appunto la RAI, costi eccessivi e struttura obsoleta. E anche qui vediamo anche le gemelle Kessler con il Dada Umpa, e poi Scommettiamo che Milli Carlucci e Fabrizio Frizzi, e anche qui di nuovo Mina, ma c'è anche Battisti sempre sul palco del Teatro delle Vittorie, quindi insomma con qualche lacrimuccia ricordiamo tutti questi grandi artisti. E Raffaella Carrà, appunto, il corpo di ballo di Canzonissima è l'edizione del 1971. Grazie per questo tuffo nel passato che ci riporta Angelo, però alla realtà che la RAI insomma intende vendere il Teatro delle Vittorie. Grazie a Emanuela Corsi. Finisce qui anche stamattina il nostro appuntamento di Buongiorno Sicilia. Devo ringraziare in regia Gaetano Marano, Roberto Stramondo e Massimo Ceraulo. In esterna ha lavorato per noi Giuseppe Messina, come avete visto anche assieme al nostro Edoardo Sergi. Ci fermiamo qui, vi lascio ai programmi della rete. Comunque Buongiorno Sicilia torna domani mattina puntuale alle 8. L'augurio di una buona giornata.